Perfetto. Allora. Spammiamo la live. Ciao Miguel, ciao Andrea. Ciao Manuel, ciao a tutti ragazzi. Tanto scusate che sto spammando la live anche su Instagram. Ciao Andrea, ciao a tutti ragazzi. Bella fede. Allora. Ciao Matte. Fatemi aprire qua la live che così vedo bene i commenti. Ok. Come va ragazzi? Tutto bene? Sempre Andre, quello sempre. Meno male ragazzi. Assolutamente sempre. Gesto indegno di un campione. Non so quanto ti possa parlare di gesto indegno. Credo che sia più indegno il colore del cartellino piuttosto che il gesto. Non ne ho idea, Stefano. Sì, finalmente il Ciolito si è sbloccato. Finalmente sì. Ma non è detto, Andre, perché l'anno scorso ci abbiamo vinto contro la Juve. È chiaro che il campionato era praticamente finito e tutto quanto, però. Ciao Manu. Va, dai. Tu? Calvarese, Federico, no? Gervasoni. Contro lo Spezia assolutamente sarà uno scontro decisivo. Assolutamente. Perché ha bagnato qua la felpa? Oh, vabbè. Ma io ho amareggiato, no, più che altro dà fastidio. Dà fastidio perché il Cagliari volendo poteva fare molto di più, molto di più. Gli abbiamo regalato 3 gol, a loro manca un rosso e è stata un po' condizionata la partita, però a me il Cagliari è piaciuto, quindi esatto Andrea. Più che altro Gabriele, se l'avesse fatto per dirti Simeone, espulsione diretta e 5 giornate probabilmente. Però vabbè, era Cristiano Ronaldo, quindi se vinciamo con lo Spezia che succede? Che abbiamo 3 punti in più. Probabilmente Music, però la mia mente mi induce a pensare che non deve essere così, cioè che non sia così. Assolutamente Federico, hai fatto benissimo a ricordarlo.
No, ha voglia Michela essere matematicamente salvi. Ha voglia ancora. Forse anche tu se conti che De Ligt non è stato ammonito per la seconda volta. Ormai. Hai visto De Ligt quanto era avvelenato con Joao? Sì. Sì. Ho visto tutto, ragazzi, purtroppo. E mi dispiace perché comunque il Cagliari ha giocato bene. A me è piaciuto. A molti non è piaciuto al primo tempo, a me è piaciuto comunque il primo tempo. Perché sì, abbiamo subito 3 gol, però secondo me non abbiamo giocato per niente male. Per niente. Roberto, non ti saprei dire. Non ti saprei dire. Non so veramente che dirti. Io l'avrei fatto. Io sinceramente l'avrei fatto. Però, boh. Ma secondo me più che altro il Cagliari il primo tempo ha regalato delle occasioni che la Juve ha saputo sfruttare bene, o meglio Ronaldo ha saputo sfruttare bene, perché per il resto secondo me non abbiamo giocato per niente male. Sì, Federico, quello sì. Il primo è assurdo non marcare Cristiano Ronaldo su un calcio d'angolo. Il secondo lì, Cragno in uscita, ormai è difficile che non prenda il giocatore, quindi là rigore, ahimè, netto. E il terzo gol, lì c'è stato l'errore di Rugani perché ha voluto raddoppiare la marcatura insieme a Godin sul portatore di palla che veniva sulla fascia sinistra. E nonostante avesse visto che si stava sovrapponendo Ronaldo sull'altra fascia, ha deciso di andare in raddoppio, lasciando libera la fascia di Ronaldo e lì poi ci ha purgato. Lì purtroppo puoi fare due cose, o vai a raddoppiare o continui la marcatura su Ronaldo. Lì Rugani ha scelto la cosa sbagliata. Purtroppo. Ciao Asci, però come ha detto prima qualcuno, fortunatamente si è sbloccato Simeone e non è cosa da poco, non è per niente cosa da poco. Ma Alessio, nemmeno Nandez, perché Nandez si era avvicinato vagamente a Ronaldo, poi è andato avanti e non ha continuato la marcatura perché poi effettivamente Ronaldo è andato a saltare liberamente. È uno che ti salta quasi, c'ha un'elevazione di quasi 1 metro, non lo puoi lasciare solo, non lo puoi lasciare solo. Mi ricordo Cagliari-Roma, fallaccio di Burdisso su Conti e chi se lo scorda. Il primo ad andare a muso duro fu Cossu, lì sì che c'era una squadra che si faceva sentire per le ingiustizie. Pure lei c'ha ragione, Andre. Ci può sempre stare di prendere un gol da Ronaldo, anche se era solo. Sì, però la seconda volta ne abbiamo 3, però vabbè, dettagli. Ronaldo, mamma mia che tripletta. Diciamo che non ha brillato quel gol Cristiano Ronaldo, perché gliel'abbiamo regalati noi, parliamoci chiaro. Poi è ovvio, la qualità del giocatore non si discute, però gliel'abbiamo regalati noi i gol. Raci è ancora sottotono, speriamo che si riprenda, che ci serve come il pane. Sì, sì, assolutamente. Contro la Sampdoria ha giocato bene, però ieri effettivamente era abbastanza sottotono. Ciao Bagarrat. Il fatto che Ronaldo andava espulso è ovvio, fa pensare molto di più l'atteggiamento della società Juventus. Spero solo che sempre ci smetta di mettere Nandez a sinistra.
Il fatto che poi abbia messo Nandez a sinistra fa capire quanto sia evidente la bocciatura di Tripaldelli, perché a questo punto Tripaldelli non viene considerato. Asamoah è palesemente non è pronto, perché sennò avrebbe giocato dal primo minuto. A me non dispiace Nandez a sinistra, devo essere sincero, non mi dispiace, però fa capire quanto sia evidente e pesante la bocciatura di Tripaldelli a Asamoah. Esatto, Federico, esatto. Assolutamente vincere sabato. Lo so, Ciro, l'ho vista la partita, grazie. Esatto, esatto. Brilla con noi in Champions. Ciao Nico, ciao Federico. Zitto, va Federico. C'ho un rodimento di culo che tu manco te immagini. Anche perché oggi è scattata la zona rossa, oggi è il compleanno della ragazza mia, quindi immaginate la felicità che ho io. Figurate. Con la bocciatura di Valdello addirittura Zappa assolutamente giocare. In che senso assolutamente? Deve assolutamente giocare, immagino. Eh... Ni. Diciamo che la priorità secondo me ce l'ha Nandez. Vorrei capire perché non gioca mai Gaston Pereiro. È uno spreco lasciarlo in panchina. Beh, perché innanzitutto col modulo che usa Semplici è difficile trovargli una collocazione, perché Semplici usa il 3-5-2. E Pereiro è un trequartista barra ala. E poi perché comunque non ha ancora dimostrato nulla. Non ha dimostrato nulla. Nonostante continuiamo a pagarlo 1,8 milioni all'anno di ingaggio, quindi aspettate un attimo, raga. Aspettate un attimo. Eccomi. Ronaldo lo criticavano, ma è sempre un mostro. Quando gli regali gol, chiunque è un mostro. Hai ragione tu che la Juve si usciva col Porto contro di voi e giocava con il coltello tra i denti, ma era lampante. Era lampante. Cioè, non servivo io che lo dicevo. Era palese. Che poi, ripeto, i gol glieli abbiamo regalati perché il Cagliari comunque ha giocato bene e poteva fare molto, molto di più. Poteva fare moltissimo di più. Però gli abbiamo regalato la partita. Io avrei riscattato Pellegrini. Io personalmente non l'avrei riscattato. Perché nell'ultimo periodo si era montato decisamente la testa. Se ritorna Settile abbiamo un attaccante in più per segnare, ma dipende. Se è schierato come seconda punta, sì. Però Sottile è un'ala, è un esterno. Lo dovresti mettere come esterno a tutta fascia e lì ti renderebbe di meno e bisognerebbe vedere come ti rende la seconda punta Sottile. Però è chiaro che parliamo di un giocatore che può decisamente fare al caso nostro.
Grazie Baccarat che sei d'accordo con me. Rugani purtroppo troppo discontinuo. No, non credo si parli di discontinuità. Mm, ha fatto un errore secondo me di lettura. Nel senso, poteva fare due cose. Poteva o raddoppiare la marcatura sul portatore insieme a Godin, oppure continuare la marcatura su Ronaldo. Lui ha deciso di continuare la marcatura, di raddoppiare insieme a Godin e lì ha sbagliato, ma non si parla di discontinuità. Pensiamo allo Spezia che è meglio, grazie a Di Francesco, questa è da vincere obbligatoriamente. Mo sta frase grazie a Di Francesco non è solo colpa di Di Francesco, parliamoci chiaro, la colpa è di tutti. Non so se hai fatto caso, ma il Porto ha eliminato la Juve senza aiuto di Felipe Anderson. Perché Felipe Anderson sta al Porto? La difesa fa cagare. Non è vero, Flash. Non è vero. Apro una piccola parentesi su Sottile, infortunato da quasi un mese e, almeno io, non so il perché. Secondo lei c'entra il fatto che la Fiorentina ha deciso di volerlo riscattare a fine stagione? No, Federico, secondo me se la Fiorentina avesse deciso, cosa che secondo me farà, di riscattarlo a fine stagione, è abbastanza inutile non farlo giocare. Perché tanto comunque noi abbiamo il diritto, non l'obbligo. Ha veramente poco senso non farlo giocare per quel motivo. Un conto è se magari mh, ci sono delle clausole nel contratto di Sottile che prevedono che dopo tot partite il Cagliari debba obbligatoriamente riscattarlo. Io non so se ci sono clausole di questo tipo nel contratto di Sottile, però effettivamente è veramente da tanto che non si vede. Quindi e non si hanno aggiornamenti. Boh, staremo a vedere. Comunque è scandaloso che non abbiano munito Cranio per fallo di mento sulle scarpe di Ronaldo. Asci, possiamo anche parlare di quello che hai detto, però avrebbe poco senso parlare di cose che non sono successe, quindi... lo so, Matte, lo so. No, non sapevo che Felipe Anderson era al Porto, ero rimasto che stava al West Ham. Allora abbiamo subito 3 gol, tutti evitabilissimi, vuol dire che la difesa non sa difendere. Allora, il primo gol è quello che secondo me era concretamente evitabile, perché su un calcio piazzato, specialmente un calcio d'angolo, sai che Ronaldo ha un'elevazione di quasi 1 metro, tu lo devi andare a marcare. E lì l'errore c'è stato, è palese e non ci si può nascondere dietro un dito. Il secondo gol lì ti sei fatto imbucare, ma non è nemmeno più di tanto un errore perché hai voluto giocare con la difesa un po' più alta. Azzardo per carità, però ci può tranquillamente stare. E lì Cragno, una volta che Ronaldo è in movimento, è difficile che lanciandoti sul pallone tu non prenda il giocatore. Ed è chiaro che lì il rigore ci sta. Quindi inutile girarci intorno. Il terzo, secondo me, è un errore di lettura. È chiaro che anch'io, se fossi stato Rugani, avrei continuato la marcatura su Ronaldo, come è ovvio che sia. Ma non dico che ha fatto una cazzata. Ha letto male l'azione, secondo me. Siamo un episodio che di fatto pesa su questa partita in maniera determinante. Sì, quello sicuramente, però a conti fatti non sappiamo che se magari con l'espulsione avremmo perso 5-0, per dirti. È inutile parlare di cose che non sono successe e fare delle ipotesi così. Ormai la partita è finita, 3-1 per la Juve, Ronaldo ci ha fatto tripletta, andava espulso, sì, però non è stato espulso. C'è poco da dire, ma se, mamma, c'è poco da fare. Assolutamente, Matteo. Condizione fisica molto, molto precaria. Molto, molto precaria.
Anche a me, però non so il contributo che potesse portare De Jong, non capisco perché non si è giocato con Cerri dal primo minuto, visto che si cercava molto il cross. João Pedro è stato uno di quelli che non mi ha convinto, anche se è stato menato per tutta la partita praticamente. Rugani gioca meglio con la difesa a 3, io lo ha dimostrato a inizio carriera e la difesa a 3 è perfetta per lui. Ma Rugani secondo me a 3 o a 4 riesce a giocare comunque bene. Esatto, Matteo, ormai è andata così. Ormai. Ma a me invece sembra che a sinistra se la cava comunque abbastanza bene, Fede? Un altro che non mi è piaciuto ieri è Cepitelli. Adesso pure il Porto esce dalla Champions. E sti cazzi. Esatto, Manuel, con i se e con i ma la storia non si fa. Ma noi ci campiamo con la sfiga, non è questo. Molto probabilmente avremmo perso comunque, Andre, questo non lo sapremo mai, perché la partita è finita così. Basarsi sulle ipotesi ha veramente poco senso. Però amen. Ormai pensiamo allo Spezia. E io non so perché l'abbiamo richiamato dallo Spezia. Me lo chiedo pure io, Manu. Ciao Giorgio. Mi chiedo anch'io perché è stato richiamato De Iola. Ah, tra l'altro me l'ho scordato di mettere il banner. Ma già scordato. Dobbiamo correre in campo perché se non corriamo e la passiamo solo, ovvio che perdiamo la palla. No, vabbè, a correre corriamo, non benissimo, ma corriamo. Se il calcio per calcio potrebbe scoprire un altro talento forte come Hernandez o magari un altro uruguagio. Speriamo. Concordo anch'io che richiamare De Jong è stata una sciocchezza, anche se mi sembrava un ragazzino spaesato. Anche ieri mi sembrava un ragazzino spaesato. Vabbè, è chiaro, stiamo parlando di comunque un giocatore limitato. Calventus. Ogni riferimento agli arbitri è puramente casuale. Un'ultima cosa, Philip Anderson, a te piace come giocatore? Buon giocatore. Ottima velocità, ottimo dribbling. La Juventus se si mette in testa pure quest'anno vincerà lo scudetto. E sempre sti cazzi. Ciao Simo, sempre Forza Cagliari. Beh, Matte, c'è già il precedente poi con Calvarese. È chiaro che uno ha la puzza sotto il naso. Ho capito, ma dovevi prendere un regista, non dovevi far tornare De Iola. Sulla questione di Iola gioca perché non ce ne sono altri, è stato richiamato perché l'imbonitore milanese non voleva spendere. Ma allora io qui vi faccio una domanda che non riuscirò mai a trovare una risposta, ok? Ve la faccio a voi, l'ho già fatta tempo fa, io ve la ripropongo. Allora, sono due domande. Se a giugno diamo via De Iola, perché lo richiamiamo a gennaio? E l'altra domanda è, se a gennaio richiamiamo De Iola, perché lo diamo via a giugno? Cioè, spiegatemelo perché io non la faccio a capirlo. Non ci arrivo. Sarò mentalmente lento, quello è ma non ci arrivo. Non ci arrivo veramente. Buonasera Gigi.
Ma speriamo di no, Giorgio. Ho capito la tua parola, cioè ho capito la battuta, però speriamo che non arbitri più il Cagliari perché è allucinante. È allucinante. Assolutamente, Marcus, mi trovi d'accordo. Probabilmente, Andrea, lo sai che non hai torto. Però, per esempio, mi ricordo che l'anno scorso col Parma non stava facendo per niente male. Stava giocando anche abbastanza bene. Con lo Spezia non è che abbia fatto chissà che. No, l'anno scorso era a Lecce, 2 anni fa era a Parma. 2 anni fa era a Parma. A Parma e a Lecce non ha fatto per niente male. Ciao Alessandro. Ciao Borronismo. Ciao a tutti, regà. È probabile che lo Spezia l'abbia rispedito. Probabile, eh? Però, cioè, svincolamolo. A sto punto. Che cazzo ci famo? Dammo via Laddinetti e richiamiamo De Iola. Cioè. Grazie mille Alessandro. Con il Lecce ha anche fatto bene, ma aveva la fiducia della società e per un calciatore conta tanto. Assolutamente. Fatto sta che con Lecce ha trovato anche il primo gol in Serie A. Tra l'altro simile a quello che fece col Crotone alla prima giornata di B. Però non si può andare avanti così. Adesso c'è da vedere come va Torino Sassuolo e concentrarsi al 100% sullo Spezia, assolutamente. Quando gioca Torino Sassuolo? Quando si gioca? Peccato ieri abbiamo perso contro la Juventus. Ahimè, ahimè. Ah, già mercoledì Torino Sassuolo. Buono, buono, buono. Forse non trovate mai il sostituto e lui comunque gli piace fare da una città e poi di nuovo a Cagliari. Avrebbe poco senso. Avrebbe veramente poco senso. Capito, Andre? Cioè, o te lo tieni e fai capire che comunque anche lui fa parte del progetto, o no che ogni anno lo dai via in prestito e poi a gennaio lo richiami. E dai, su. C'è un po' di correttezza sia nei confronti del giocatore, che in prima di tutto, che in primis è una persona, oltre che un giocatore, che per il progetto, dai. La Juve vista ieri poca cosa, si vedeva che ancora avevano strascichi della Champions, almeno un punto lo si poteva strappare, assolutamente, assolutamente. Io ripeto, noi abbiamo perso 3-1, ma perché i 3 gol glieli abbiamo regalati e noi avevamo sicuramente la possibilità di strappare un punto, perché quella non è la Juve, regà, parliamoci chiaro, la Juve è un'altra squadra, la Juve è un'altra squadra. Su chi fare la corsa, su chiunque sia sopra di noi, Marcus. A prescindere, su chiunque sia sopra di noi. Soprattutto visti gli ultimi risultati. La Fiorentina ha vinto, il Parma ha vinto, il Torino fortunatamente ha perso. Su chiunque stia sopra di noi. Soprattutto rispetto sul giocatore che è una persona, se si pensa che non va per la società si dà definitivamente, altrimenti fiducia e sottopone il lavoro. Assolutamente. Ma c'è stato 3-4 annetti fa che abbiamo fatto un calciomercato basato solo di risoluzioni consensuali. C'erano solo risoluzioni consensuali. Mi ricordo Isla, Di Gennaro, Fossati e un botto di altri giocatori che avevano rescisso il contratto.
Quindi non vedo perché rescinderne uno. Fortunatamente sì, Ale, ha segnato il Ciolito. Una domanda, Nandez perché cazzo non ha tirato davanti al portiere? Per 2 volte, tra l'altro, non solo una. Non lo so, eccesso di altruismo. Borriello e Bruno Alves. Troppi ce ne furono quell'estate. Di questo è soprattutto il Benevento che è in piena crisi di risultati. Anche. Contro lo Spezia te la giocheresti con Pavoletti o con Simeone? Con Pavoletti dal primo minuto. Almeno per quest'anno Manuel la Juve non è superiore. Anche Giannetti? Probabile. Giorgio, se ti riferisci al fatto che Borriello non potesse valere così tanto, nì, però veniva da un anno fantastico col Cagliari, quindi magari il valore poteva aumentare. Ciao Giorgio, vabbè, l'espulsione di Ronaldo non la commentiamo nemmeno più. Ciro, se sei convinto che quest'anno lo scudetto è da Juve, contento te che te dodi. A me ne me frega un cazzo. Io contro lo Spezia farei giocare a Samoa al posto di Zappa. Mm, non lo so, non lo so. A Samoa a destra, non lo so. Ah, è vero! C'era quell'opera d'arte dei Rastelli contro l'Inter a San Siro. È vero. Esterno in un centrocampo a C, Costu regista. Ce la giochiamo, se non mi sbaglio, con Seter prima punta. Perché se non mi sbaglio gioca pure Seter. Partite di alto calibro furono quelle. Stanotte vai su Twitch? Assolutamente, però non so cosa portare. Non ho la minima idea di cosa può portare. Non era Rastelli? Fede? Io mi ricordo Rastelli. Assolutamente sì, Andrea. Melchiorri è uno degli uomini veri che negli ultimi anni ha avuto il Cagliari. Una persona fantastica che per il Cagliari avrebbe dato il culo. Una persona fantastica. Red Dead, boh, ancora non me devo imparare. Ero indeciso tra GTA e il coso. Tra GTA e il Just Chatting. Non ne ho idea. Sono indeciso tra sti due. Ciao Ashi, un bacione, alla prossima. Melchiori era veramente tanta roba. Tra poco torna Sottil. Ma Melchiori era fantastico, Simone. Melchiori era veramente fantastico. Io l'ho sempre adorato. Ricordiamoci che Melchiori era disposto anche ad andare all'Olbia pur di rimanere all'interno del progetto Cagliari.
cose veramente fantastiche. Dalla Serie A era disposto anche a scendere fino in Lega Pro, pur di rimanere nel progetto Cagliari. Tanto di cappello a Melchiorri, veramente. Farias secondo me è molto forte. Farias deve imbroccare la partita giusta, perché quando non gli va di giocare, te gioca contro. Quando non gli va di giocare, Farias ti gioca contro. Come ti ci vedresti tu esterno a tutta fascia in Serie A, sia a livello fisico che a livello tecnico? Non so buono a giocare, la mia fisionomia è più simile a quella di una palla che a quella di un giocatore, quindi la vedo molto molto difficile. Della serie c'ho il fiatone anche solo a scendere in campo, quindi non penso potrei mai rendere. Ti ricordi di Gennaro? Assolutamente, il sinistro fatato, chi se lo scorda? È vero, Manuel, è vero. È vero, nato all'Empoli retrocesso, nato a Lecce retrocesso. Lo Spezia ci ha avuto molto molto coraggio. Vabbè, Farias contro di noi c'ha proprio la fame, c'ha. Ieri avevo la sensazione che se avessimo fatto il 3-2 avremmo pareggiato, la Juventus era alle corde. Sinceramente io pensavo che il pareggio era cioè pensavo che il Cagliari pareggiasse, lo dico con molta umiltà. Però quando si regalano i gol, Cranio leggero come... Che vuol dire leggero come portiere? Hai la panza come Muriel di un paio di anni fa? Assolutamente sì, pure di più. Pure di più. Leggero, non ti dà sicurezza. Non ti dà sicurezza Cragno? Non so come fa a non date sicurezze Cragno, devo essere sincero, Dario. Però rispetto la tua opinione. Io la penso come ha scritto Giorgio. Vicario a me anche fa dormire sonni tranquilli quando verrà ceduto Cragno, assolutamente. Io la rispetto, Simo, perché non la capisco, non riesco a concepirla, ma la rispetto. Mm. Secondo me non ha minimamente senso come commento, però se uno la pensa così, con la Samp ne ha presi due per mancanza di fisicità. No, non credo che li abbia presi per mancanza di fisicità. Lì paradossalmente gli è mancata una cosa che ha quasi sempre avuto, che è stata la reattività. E poi c'è anche da dire che quello del Berezinski era una bordata disumana, molto difficile da prendere. Già quello di no, De Saponara, De Gabbiadini, secondo me era parabile, però a quanto pare non se l'aspettava e non ci ha avuto i riflessi pronti, ma non credo che sia mancanza di fisicità.
e soprattutto per due che ne ha sbagliate ce ne sono migliaia in cui ha fatto i miracoli. E penso che paradossalmente sia uno di quelli che metta più sicurezza proprio a livello di dati oggettivi, Cragno. Non parlo a sensazioni, a cose soggettive, proprio parlo a livello oggettivo. Cragno sia quello che ti dà più sicurezza tra tutti. Per carità, assolutamente no, Manuel. Mi stai a da tutte pippe, mi stai a da. Tranne Reina e Parolo, me stai a da pippe. La pensiamo allo stesso modo, Giorgio. Cioè, se Cragno deve partire, mi dispiacerebbe un botto, però sarei comunque abbastanza sicuro. Cioè, so che ho Vicario, so che è un buon prospetto, so che può fare bene e mi sentirei abbastanza coperto. Se non arrivano offerte per Cragno, io mi tengo Cragno e Vicario tutta la vita. Ma proprio... E sto in una botte di ferro. Non si sa, Francesco, non si sa proprio. Queste voci circolavano quest'estate, però vediamo. Assolutamente, Andre. Però sfigura perché davanti ha avuto per gran parte del campionato giocatori che non stavano rendendo e quindi non viene tenuto molto in considerazione. No, ma Reina è un buon portiere, però c'ha, come si dice a Roma, c'ha una certa. Non può andare avanti più di tanto. Ma chiunque vuole Cragno deve uscire un bel po' de dindi, perché non stiamo a parlare de poca roba. Io come minimo 25-30 milioni li voglio. Cragno è già esordito in nazionale, mi pare di sì. Mi pare di sì, ma non ne so, non te do la certezza assoluta. No, secondo me Donnarumma è inferiore a Cragno. Secondo me Cragno è molto meglio di Donnarumma. Cragno molto molto meglio di Donnarumma. Un asse secondo te è molto più forte di Farias? Assolutamente sì. La base, secondo me, di un'offerta per Cragno sono almeno 30. 25/30, più 30 che 25 però. Anzi, facciamo così che la base è 25 e se arrivasse un'offerta non mi aspetterei, cioè non andrei a chiedere più di 35. Per essere proprio intellettualmente onesti, io più dei 35 milioni non chiederei per Cragno, però 30-35 milioni secondo me sono la cifra perfetta per il giocatore che stiamo offrendo. Lasciamo perdere.
Lasciamo perdere, Giorgio, cose veramente assurde. Un conto è il Liverpool con Alisson, che se non mi sbaglio 70 milioni. E il Chelsea, se non mi sbaglio, spese poco di meno, 60-55 milioni per Kepa. Beh, alla fine Andrea non è... manca a dire che 35 pure secondo me sono giusti, perché non è che gli stiamo a tirare una sola, gli stiamo a da cragno, che se gli metti 4 difensori o 3 difensori davanti coi controcoglioni diventa una saracinesca la difesa. 80, raga, ma io mi ricordavo di meno. Simo, ma il prezzo comunque lo fa sempre la squadra in cui gioca il giocatore. Quindi 80 milioni. Mo vado a cercare, vediamo un po'. Che va. Vediamo un po'. 80 milioni. 80 milioni. Porca madonna. 80 milioni. Io rivorrei Olsen. Ma io sinceramente mi sento abbastanza tranquillo con Cragno. Secondo me bisogna fare almeno 7 punti con Verona, Parma e Spezia. Secondo me almeno 9. Secondo me almeno 9. Proprio almeno almeno. Tutti buoni, ma Donnarumma secondo me no. Comunque ciao Manuel, alla prossima, un bacione. Ma io direi 15 punti in 3 partite a sto punto, regà. No, non puoi pareggiare con lo Spezia, Briccolo. Non puoi assolutamente pareggiare con lo Spezia. Non puoi pareggiare con lo Spezia perché poi non ci avresti sconti diretti totalmente pari e dovresti andare a vedere poi ogni differenza reti, cazzi e mazzi. E stavamo messi abbastanza male. Quindi tu con lo Spezia dovresti vincere. Specialmente se proprio se devi pareggiare, almeno devi fare un altro 2-2. Come è successo all'andata. Perché pareggiare no. Cioè devi avere gli scontri diretti superiori. E ce li dovresti avere con tutte le squadre che lottano in quella zona. Esatto, Federico. Bisogna considerare anche il momento che stanno vivendo le squadre. Il Verona è veramente molto molto tranquillo. La zona Europa è abbastanza distaccata, non lotterà mai per la salvezza, quindi qualche partita la può assolutamente regalare, anche se Juric non credo che te la faccia regalare la partita, che te la regali, ecco. La vittoria dello Spezia sul Milan faccio fatica a spiegarmela anch'io.
Però è successa. È successa. No, Andre, scusa, ho bloccato il commento. Mi dispiace, scusa, Andre. Riscrivilo che non lo riesco a vedere. Riscrivilo che te l'ho bloccato per sbaglio. Comunque sì, anche il Benevento è impressione negativa che secondo me è la squadra che tra tutte ha il rischio maggiore di retrocedere. Dicevo, all'andata gli scontri diretti li abbiamo persi, quindi bisogna vincere. Non tutti però, Non tutti. Sto a fare il panico. Allora, fammi vedere. Allora, col Torino ci abbiamo gli scontri diretti a favore, diciamo, perché abbiamo perso e abbiamo vinto, però noi abbiamo fatto più gol in trasferta. Contro il Crotone ce l'abbiamo tutti a favore. Contro lo Spezia ci abbiamo il pareggio, quindi toccherebbe vincere. Contro il Parma pareggio e dovremmo vincere. Contro il Benevento abbiamo perso, contro Fiorentina abbiamo perso, contro il Genoa abbiamo perso, quindi tocca vincere. La maggior parte si sono persi. Toccherebbe vincerli tutti, tutti. Tra l'altro mi sono scordato di scrivere il risultato di ieri contro la Juve. Scriviamo 3-1. Spezia, Verona, Inter, Parma. Non mi piace che ci abbiamo Roma e Napoli una appresso un'altra. Roma e Napoli una appresso un'altra. Però per sicurezza è meglio farne due, Giorgio. Assolutamente, Andrea, assolutamente. Ragazzi, mi fate un favore che io adesso non ho la possibilità. Mi andate a vedere il giorno preciso in cui si giocherà Cagliari-Roma? Il giorno e l'orario, gentilmente. Paradossalmente ti direi la seconda, perché a me Belen non piace. Cioè, se proprio devo essere sincero, a me Belen non piace. Ovviamente non è che gli posso dire che è brutta, però ne preferisco altre. A festa della liberazione contro la Roma. Ah no, va bene. Ok, grazie Fede, grazie mille. Ah, sicuramente Andre, sicuramente. Oh, se il Cagliari si impegna può vincere contro chiunque, non è che stiamo a parlare di utopia, Quindi, però è chiaro che se vai a vedere non sono quelle le squadre con cui tu dovresti vincere. Però ci ritroviamo in una situazione in cui ogni squadra ha la stessa importanza. Tutte, tutte, tutte. Quindi tocca vincere con tutte. Ma il 25 aprile...
29 marzo è lunedì, 30 martedì, 31 mercoledì, quindi il 1° aprile è giovedì, 8 aprile giovedì, 15 aprile giovedì, 22 aprile giovedì, venerdì 23, sabato 24, domenica 25. Ok. Quindi può essere o l'anticipo o il posticipo magari. Assolutamente quelle di Semplici. Quelle di Giulini lasciano il tempo che trovano, visto che per fare ammenda delle cazzate che fa non si presenta. Però per dire che c'è stato un torto arbitrale è il primo a presentarsi alla TV. Quando si tratta di parlare degli altri e degli errori che hanno fatto gli altri, è il primo a presentarsi in TV. Quando gli errori li fa lui, aspetta che ci stanno 16 partite in cui non si vince prima di presentarsi. Però vabbè. Quindi assolutamente quelle le semplici. Poi per carità è giustissimo che si sia presentato in TV, perché stiamo a parlare di cazzate, cioè stiamo a parlare di una cazzata fatta dagli arbitri. Però non si può presentare soltanto per quel motivo. Ma è ovvio che non siamo da buttare, Andre. Comunque la rosa c'è. La rosa c'è, parliamoci chiaro. Non c'è una rosa magari completa, quello sì, ma retrocede con una squadra simile brucerebbe veramente tanto. Semplice, assolutamente un signore. Io non avevo mai smesso di vedere una partita del Cagliari, manco quando ci prendevano a pallonate, ma ieri, veramente dopo il 3-0 e tutto il primo tempo osceno, non l'ho più guardata. Ho ripreso solo al gol del Ciolito e mi è piaciuto il Cagliari. Ma ti posso dire, Daniele, che a me è piaciuto anche il primo tempo. Andrò controcorrente, però a me è piaciuto il primo tempo. Il problema è che noi abbiamo una rosa simile e combattiamo per la salvezza, che è un qualcosa di veramente illogico. Normalissimo contrasto di gioco. Coi tacchetti gli stava per asportare a metà faccia, però un normalissimo contrasto di gioco, certo. Va bene. E niente, ragazzi, siamo arrivati all'ora dei live. Praticamente, io vi ringrazio. Vi mando un bacione. Noi ci vediamo per chi vuole stasera su Twitch. Per chi vuole qua su YouTube, ci rivedremo mercoledì con un ospite. Io vi ringrazio, sempre Forza Castello. Vi mando un bacione e alla prossima. Belli, regà.